Abbiamo organizzato questa giornata perché oggi è l'avvio del progetto BioWine, dove il comune di San Pietro di Feletto rappresenta in questo caso anche gli altri comuni della denominazione all'interno di questo progetto come ente cedente, perché il progetto BioWine sostanzialmente è un progetto PON Governance che trasferisce le buone pratiche. Noi da tanti anni seguiamo tutto il tema legato al regolamento intercomunale di pulizia rurale e questo tipo di lavoro è stato valutato positivamente da questi comuni della Campania e della Val d'Agri in provincia di Potenza, della Basilicata, per avviare anche nei loro territori un percorso simile, con un metodo simile che è stato adottato in questo territorio. Questo progetto ha messo insieme, diciamo, questa voglia di apprendere da parte nostra e questo desiderio da parte dei comuni del Prosecco di trasferire una buona pratica sulla quale loro hanno lavorato e stanno continuando a lavorare. Nel mettere al centro il paesaggio, le culture di quel paesaggio e trasformarle in fattore di sviluppo e anche un fattore di qualità della vita delle persone che vivono in quel territorio, non solo con riferimento a chi di territorio e di agricoltura vive, ma anche con riferimento alle altre persone che in quel contesto stanno. Gli obiettivi sui quali continuano a lavorare sono quelli della creazione del biodistretto e del riconoscimento di questo territorio come patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO. Bene, anche questi sono due obiettivi importanti sui quali ci vorrà del tempo forse per il riconoscimento, però qualificheranno sempre di più in questo territorio. Da parte nostra diciamo, c'è la presa d'atto di amministrazioni locali che hanno saputo motivare i loro concittadini, ma forse una delle cose più interessanti, motivare gli apparati burocratici dei comuni stessi. Infatti oggi sentire il responsabile degli uffici tecnici, sentire il responsabile della ragioneria, sentire il responsabile amministrativo dei comuni che ragionano in una visione politica, cioè di prospettiva, di sviluppo del territorio, credo che sia stata una delle esperienze più importanti e quindi affrontano anche il tema che è quello di trasformare l'apparato burocratico degli enti territoriali in fattore di sviluppo e non in fattore di, diciamo, di blocco delle iniziative, addirittura di essere ciechi rispetto all'innovazione.